verso i 130 e oltre. Beh, guarda, potrei distinguere un aspetto personale e un aspetto proprio della vita dell'associazione. Per l'aspetto personale direi questo. Venivo dalla CR, avevo fatto 3 anni di responsabile CR diocesana e questo mi ha dato l'opportunità di conoscere la diocesi e di innamorarmi della mia chiesa locale. In questi anni proprio ho fatto l'esperienza, mi è nato il desiderio insomma di essere tutta del Signore ma di non rinunciare alla vita nella mia chiesa. Così è emersa la vocazione all'Ordo Virginum e parlando dei pianeti direi che avevo già organizzato tutto il mio equipaggiamento per studiare, per prepararmi alla vita consacrata, d'accordo col Vescovo, con le mie guide spirituali eccetera, quando mi è piombato il biglietto di viaggio per un altro pianeta che era quello dell'Azione Cattolica. Quindi è stato un po' uno shock trovarmi, sì, me l'avevano chiesto, ho dato la mia disponibilità perché mi era stata chiesta dall'Associazione del Vescovo, però è stato un po' difficile all'inizio perché intanto ero la prima presidente giovane, la prima presidente donna, poi ero giovane, avevo 31 anni credo allora, e sono stati anni un po' complicati perché l'Azione Cattolica stava un po' cambiando volto, si usciva da una pastorale fatta solo dall'Azione Cattolica alla pastorale fatta insieme agli uffici pastorali e questo richiedeva un dialogo, un ritarare un po' le attività, le iniziative, il modo di essere Azione Cattolica e questo non sempre è stato facile. Comunque ci siamo riusciti, abbiamo fatto perfino la formazione animatori insieme alla diocesi, quindi ci sono stati anche dei bei risultati in questo. Poi sono stati anni dove è stato forte l'impegno proprio organizzativo, l'acquisto della casa Cimacesta, che è stato proprio una grande grazia, però una grande grazia anche dentro una grande attività, dentro a pensieri, a problemi, insomma, che erano sempre nuovi. Però proprio il fatto che io fossi donna giovane ho trovato tanta di quella collaborazione che non finirò mai di ringraziare il Signore dell'esperienza fatta. Intanto era necessario anche fondare la cooperativa, legarsi al CITS, quindi questi aspetti erano stati molto impegnativi. Per fortuna c'era Francesco Salatin che era molto preparato e anche sempre disponibile, che ha supportato tutta questa parte. Ecco, le cose belle dell'associazione di questi anni sono state, che mi porto nel cuore, la coesione che c'era, proprio lo spirito di famiglia che c'era all'interno della presidenza e anche col consiglio diocesano. Questo ha permesso anche di arrivare a decisioni importanti come l'acquisto della casa, i lavori, eccetera. Poi ho un ricordo bellissimo del cammino diciottenni che in questi anni era proprio fiorito con tanti giovani in un momento anche cruciale della loro vita, delle loro scelte. E poi la cosa più bella era che in quegli anni l'Azione Cattolica era proprio impegnata a conoscere e divulgare il Concilio Vaticano II. E lì io credo di aver fatto una bellissima esperienza proprio di Chiesa e di novità dentro la Chiesa. Guarda, non saprei scegliere qual è la più strana e la più divertente perché ne sono successe tante. Ti dico che io in quegli anni ho fatto proprio un bagno nella provvidenza perché ho visto che le cose, affidandosi al Signore, venivano avanti in maniera molto più bella di quello che io avrei pensato. E questo è stato proprio il timbro che l'Azione Cattolica mi ha lasciato. Allora auguro alla C di rimanere nella sua dimensione popolare da cui è nata, perché bisogna oggi più di sempre stare in mezzo alla gente, ascoltare, essere presenti. Gesù ci ha salvato con la presenza e noi dobbiamo continuare con questo. Il secondo aspetto che mi sta tanto a cuore è proprio la cura dei giovani. Che insomma i giovani sono il nostro futuro, ma l'Azione Cattolica è nata proprio da 2 giovani e dovrebbe essere proprio segno di questa maternità della Chiesa che genera i suoi figli ma anche li accompagna nella crescita e nel portar frutto. E da ultimo la missionarietà. Oggi c'è proprio bisogno di un annuncio fatto soprattutto con la vita e se tutti i cristiani sono sale e lievito e luce, comunque è il sale e si perde.
il lievito si perde e anche noi dobbiamo, l'Azione Cattolica secondo me dovrebbe esistere per scomparire nel servizio.